Caltabellotta, il presepe vivente in corso. Ascoltiamo in proposito il sindaco Calogero Cattano. Caltabellotta abbiamo ripreso questa tradizione che si era un po' negli anni passati fermata, se non diciamo un po' annacquata. Io mi sono insediato il 28 di aprile dell'anno scorso, del 2019. Uno dei punti diciamo, del nostro programma era quello di riprendere la Caltabellotta città presepe, anche perché Caltabellotta si presenta come un presepe naturale. Abbiamo rivisto tutta la manifestazione. Abbiamo fatto quest'anno un presepe narrato e interpretato, oltre che alla fine si arriva praticamente alle grotte di San Cono dove c'è la natività di Gesù bambino con il bue e l'asinello. Il risultato è stato eccellente, abbiamo avuto nei 3 giorni di dicembre, subito dopo Natale, un'affluenza che ha superato di gran lunga il numero delle presenti degli anni scorsi, degli anni passati. Ci sono stati dei servizi fatti anche da Sky 24 dove in un giorno ci sono state 11.600 visualizzazioni. Ci sono stati anche altri operatori diciamo, televisivi che hanno fatto delle altre riprese. Il risultato è stato eccellente. Abbiamo avuto una prenotazione di 50 pullman, sono venute persone anche dalla città di Messina, da tutta la Sicilia. Continueremo su questo passo e faremo in modo che l'anno venturo, correggendo ancora qualche cosa e potenziandolo ulteriormente, bilancio naturalmente permettendo, perché bisogna fare sempre i conti con il bilancio che si farà marzo o aprile di quest'anno, e vedremo praticamente di rilanciare questo presepe e fare in modo che Caltabellotta per il periodo natalizio il paese si possa riempire di visitatori che oltre a gustare e a visitare il presepe avranno la possibilità di andare a cenare e di andare a mangiare la pizza. Quindi un ulteriore invito a venire a Caltabellotta questa sera e domani sera, cioè le ultime 2 sere di Caltabellotta e città presepe saranno oggi e domani sera. Quindi chi vuole può approfittarne e posso assicurare che non se ne pentirà nessuno di essere venuti a Caltabellotta.